Ecco, un'altra cosa negli anni 90 che adesso è un po' scomparsa, c'era questa, diciamo, idea di possedere una macchina super elaborata, soprattutto con un impianto car audio, Sound un system. sound system da paura, e quindi c'era la ricerca sempre di chi aveva, proprio anche perché Turbo proprio gli piaceva, era un po' di edonismo Turbo c'era, no? era per la Fiat Turbo, la 1 Turbo, cosa La 1 aveva? Turbo, esatto. E quindi Nel libro lui, c'è gli 1 amici lo Turbo. chiamavano direttamente Turbo e lui si filmava nei flyers Turbo. Sì, così. Naturalmente ecco, ci tengo a dire che in Notte Suprema i personaggi esistono, ma in realtà ovviamente è un romanzo, quindi io Turbo non l'ho mai conosciuto in vita mia, ma ho conosciuto un Turbo, anzi più di uno, però insomma questa era il denominatore comune, era quello di avere queste macchine super potenti e per spostarsi con grande euforia e velocità a tutto volume e a tutto gas. Questo era l'andazzo Con un buon sound system che ti avvolgeva all'interno. un buon sound system che ti sconvolgeva all'interno, direi, più che avvolgeva, perché comunque insomma c'erano degli eufemismi che non posso dire, ma insomma li troverete nel libro.